L'anima e la dignità ai giardini, quindi non più giardinetti, ai giardini di Sant'Andrea, e non più luogo di degrado, ma luogo di cultura, luogo di inclusione, luogo di confronto e luogo di crescita all'insegna dei giovani, dell'arte contemporanea, della bellezza, delle riflessioni attraverso la cabina del vento. E quindi io sono sinceramente emozionato. La prima cosa che ho fatto, mi sono scusato con i vecchi giardinetti di Sant'Andrea e ho voluto battezzare i nuovi giardini di Sant'Andrea, luogo di cultura, luogo di aggregazione. Ringrazio 21 Gallery e Davide Vanin, che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto. Ringrazio tutti quegli imprenditori che hanno messo in piedi il progetto in luce, promettendo che la luce si diffonderà. Quindi i giardini di Sant'Andrea saranno il cuore pulsante di questo nuovo progetto che si deve sviluppare in tutto questo quadrante di città, sia a nord sia a sud verso la stazione, perché mi piacerebbe inaugurare la nuova stazione di treni con un'opera d'arte che accompagna i cittadini e i visitatori dalla stazione attraverso la riviera Santa Margherita fino al cuore pulsante di questo nuovo progetto, che sono i nuovi giardini di Sant'Andrea. Quindi sono sinceramente emozionato perché si realizza un sogno per me, diamo una risposta importante alla nostra comunità, restituiamo dignità, restituiamo un'anima a questi straordinari giardini che sono tutt'altro che luogo di degrado, sono un luogo meraviglioso, forse uno dei luoghi più belli della nostra città.